Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Napoli. Giornata di conferenza stampa anche per la Roma. José Mourinho ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli. Zaniolo come verrà gestito non ti posso rispondere. Purtroppo sembra che ho ragione io. Purtroppo, quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà. Perché purtroppo? Perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Dopo lo Spezia ho dato il lunedì libero, mentre martedì sarà un allenamento opzionale. Tutti i calciatori che non hanno giocato alla Spezia si sono allenati. Tanti giocatori in campo sono venuti comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra potrebbe aver bisogno di lui. Questi voglio. Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo. Oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, che ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo, punto. Poi ha proseguito: che Napoli mi aspetto domani? Il Napoli che abbiamo visto dal primo giorno. Spero di non essere malinterpretato. Complimenti al Napoli per lo scudetto. Lo ha vinto e loro è meritato. Sono la squadra più forte, con un buon allenatore e con un ottimo mercato, punto. E i fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.